Salve a tutti, mi chiamo Franchi Mauro e sono il presidente dell'Associazione Bisicoltori di Colognoli Colli. Raggruppiamo 28 produttori più 6 soci simpatizzanti. Il nostro intento è quello di valorizzare e promuovere i bisi di Colognola. Abbiamo creato un packaging in modo da garantire l'origine del prodotto al consumatore. Questo packaging consiste in una cassetta in cartone con l'effigie della nostra associazione da 5 kg. Oppure in una borsa in carta con sempre i simboli dell'associazione da 3 kg. Per l'acquisto vi rimando a un nostro socio e l'elenco lo troverete sulla pagina Facebook dell'Associazione Bisicoltori oppure in questo volantino che verrà distribuito per la provincia di Verona. Qua troverete tutto l'elenco, il numero di telefono eccetera per contattare i nostri soci. Inoltre potete acquistarli da un negoziante di alimentari del nostro comune garantiti sempre dall'associazione. Inoltre alcuni soci fanno parte del circuito Campagna Amica Coldiretti e quindi potete trovarli anche ai mercati a chilometro zero della provincia di Verona. Cos'ha di particolare questo prodotto? Innanzitutto è buono, dolce e tenero, tutte caratteristiche che sono dovute alla natura del nostro terreno e all'esposizione al sole del nostro territorio. Inoltre si presta a preparare una molteplice ricette. La classica lasagna bisi che ormai fa parte della gastronomia veronese, manca riso e bisi, faraona coi bisi, cotechino coi bisi e quant'altro. Simpatica anche la storia di bisi di Colognola. La coltivazione risale addirittura al periodo della Repubblica Serenissima e fino agli anni 60 del scorso secolo del Novecento era ancora molto diffusa nelle nostre campagne, tant'è che era ancora presente un mercato fiorente di tale prodotto. Poi per la comparsa di nuove coltivazioni come l'ulivo, le ciliegie, le vite eccetera è andata via calando, fino a che alcuni anni fa, con un bel rapporto con il comune di Colognola, la Prolocco di Colognola e l'associazione produttori, si è cercato di incentivare alla semina a tornare a coltivarlo. E negli ultimi anni siamo arrivati a produrre circa 800 quintali, qualcosa in più. È una bella soddisfazione per i produttori che ci credono. Vi ringrazio e vi esorto una cosa: io mangio italiano.